Ieri vade la giornata, pasaremo un'eridate, con bravura io tal dis, la mia tu, parenti amici, tutti insieme in te che azzurre, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri di, ogni di si fa così, tutto primiero gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma, tutto primiero gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma e non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma. O sai che tutti questi nomi di paesi hanno anche in comune? Lo sai, ma non arrivi a capire. Qualchidun al finisce in te stessa maniera di un altro. Per esempio, che finisce in con la A, con l'accento, o con la I, con l'accento, o con ins. O provi a clamare d'aria, o sai che è sadut sul Friul e sul Furlan. Mandi d'aria, tu lo sei tu? Mandi Desiree, o soi, in ingletiere, acchiatame cosine bette. Parda, bon, salutami bette. Ah, sicuro. Contimi. Io ho tante passioni per storie e per geografie e tra gli ultimi giorni ho soilato a Torpa al Friuli e mi sono accorta che sono paesi che hanno il nome un'evora simile. Sai tu perché? O puoi dati qualche suggerimento per chiatà la tua risposta? Ti ascolti, contimi. Tu varessi di là in daur in tal tempo e chiatà il chiavec de nostre storie per scuviergi gli slidris de nostre civiltà. Scuviergi qui che sono i popoli che sono passati per qua te tarde e te dal fier. Il popolo dai Celtis? Fruz, con queste camminate a Torpa al Friul, hai chiappato adesso un gruppo di informazioni. Un'evora di nomi di paesi hanno l'idris celtiche, per esempio Manià, Martignà e tanti altri. Questo vuol dire che le popolazioni che sono passate e si sono stabilizzate che di noi non hanno lasciato tanto di loro, anche in te lingue che ho fevelin. Se pensi che i Celti sono arrivati qua in Friul dal 600 prima di Cristo, pensate che i Celti sono stati il popolo più potente che persegui alla paronata buona parte d'Europa. Chissà c'è molto che sarebbe stato se fosse una suda inquieta. O sei sicura però che il mio paese sarebbe stato un evore piccolo, che a me avrebbe avuto una forma circolare e sarebbe stato di pietre o di legno tenuto insieme di argille o di gesso o di chianis e pantan. Il cuviert sarebbe stato conico, un evore alto e fatto di stran. Sì, perché i Celti avevano proprio così. Spietate, us mostri una roba. Vecchia, una ricostruzione di una chiesa celtica. Dentro il pavimento agliere di pietre o di tiere battute e tal miec agliere il puesto dove si faceva il fuoco. C'è? Volevo sapere che mangiavano i Celtis. A mangiavano tante chiare e dunque attiravano su bestie per avere a disposizione chiar di bo, agnel e purcit. A mangiavano anche pes. I Celtis aierin proprio le cardins. E voi altri frutti, seso le cardins,
vedo fatto di mirinde. Prima però, giuini insieme. E stant che d'aria e gelade a chiattabette in ingletiere. Fasin un gioco. Let's play. Lein insieme i noms dice che si può schiattare in cucina, par furlan e par inglese. Pronti? Biscotti, biscuits, polec, chicken, ous, eggs, pes, fish, miluccio, apple, aghe, water. E come se so pronta a contare? Let's count. Tro sono i biscotti in questo disegno? Se so pronti? Via! I biscotti sono 3. 3. E io troppo sono? Se so pronta a contare io tutti? Via! Io sono 5. 5. Come è l'ora dai pes? Provate a contare. I pes sono 6. 6. E per ultimo, contate le bottiglie di acqua. Le bottiglie di acqua sono 2. 2. Me cusine e je bette, a je nisun je bette, je e ul cognossi dut, e cirniovis da pardut. Per ascoltare io sono pronte, cosa uece che non sconte. Mandi a ducchio soi bette, mi nisun me pette. E saveso qui calecca con me? Me cusine? Daria! Mandi fruits! Uè, o sei venuta a chiattà me cusine bette in ingletiere? Via dell'ore! Ben, io ti spietavi già di un tocco, eh? Sastu voi mi acclamate, desiree per domandarmi qualche informazione sui Celtis. I Celtis sono un popolo un'evore importante per storie antiche furlane. Lo sapevi che sono stati loro a inventare l'uso dai bregons o dal chialic? Beh, queste proprio te non le sapevi. Domande a me che io so i bette o voi cognosci tutto o cirniovis da perduta. Allora bette, contimi tutto. Ben contati tutto al sarebbe un'evore difficile. O poi scontati una curiosità, un'evore curiose. Ma bette, se sei sto da ora fa, o scrive il mio nome, con l'alfabeto inventato dai Celti, so ben che il Diogan. Di cui? Diogan? A lei il dio de fuarce dal furor per i Celtis, ma anche il dio de scrittura. Ben, ma quel che tu sei da ora scrivi non è mica un alfabeto. No. Difatti, la caratteristica importante di questo alfabeto è che non è come il nostro fatto di letteris o come che il latino. Dai, mostrami questo alfabeto. Velu qua. Pensa, questo alfabeto è ben chiamato anche alfabeto dagli arbui, per via che ogni lettera viene associata o a un arbolo
o une plante sacre. Oh, qui sa c'è lettere calvares vut, l'arbol di mamma. Ma esiste anche mo questo alfabeto? No, ma Unix repers si può inchiatare des isulis britannicis. Ma io sai anche che son lux in Europa là che si fevele anche mo une lingue celtiche come in Bretagne, in Irlande, in Galles, in Cornualie, sulla isole di Man. Ma abete? Tu la vas tu? O quindi la fa una ghita a scuviergi la lingue dai Celtics, no? Parda bo? Sicuro, tu sarai mica venuta in Inghilterra per stasera in chiesa. Ven, corani! Dammi chi la tua manute, che ti conti una storiute di un mondo pieno di magie, di amici e fantasie. Pieri il Benandant di Mary Paoloni, Aviani e Aviani Editori. Ossin in ottobre, il nono ogni dì, quando Lucie torna a casa di scuole, intanto che fa smirinde, i conta una storia. Il nono alle sentato sulla sua poltrone e Lucie sul tappeto denandi lui. C'è storia mi conti stu nono? Vuoi ti conti la storia di Pieri il Benandant. Po c'è Isal un Benandant? E domanda Lucie. Il Benandant, al dissi il nono, è un uomo che allena sud con la chiamese e che in tesgnoz che a cambin li stagions al va a torpe campagne a battaglia quintri de stris. Ma no, vadi al di besola scombatti? Ma no, in che gnot si chiatin in tanchi in un prat. Il sorestant dai Benandants ha un tambur e quando che lo suone, duc si dandogli attor di lui. E da spo, nono, c'è succede al? Tutti insieme avan a cirili stris e i strions che si sono ingrumati in tune cubie so di un noglar, dula che a balin, a saltin e a vosin tant che matucei. Oh, c'è pure, nono, e allora? I Benandants e gli stris attacchino ad assi. I Benandants con tune ramaschie di fenoli e gli stris con un bacchetto di sorc. Ma perché scombattino? Perché che gli stris avevano importato tristerie, rabbie, malatis e guerre su tutte le terre. Invece i Benandants avevano che sedi sempre pace, abbondanza e salute in tal mondo. Allora, Lucie, puoi scominciare la conte o no? Sì, nono, ma non sta a farmi ma sepore che usgnono duar. Sentato sulla sua poltrone, il nono altacca la storia. Pieri è un meccanico che vie paldì al comede macchinis e trattors. Al lieve a buinore e al va a dormire tardon, par vie che ha tanto lavoro, ma non manchi mai quanche il capitani al clame. La gnot dai 21 di dicembre, Pieri al vendismod dal sun dal tambur e si mette in strada col suo baston di fenoli. Fura le aiar e fred, partiere la neve e alte, ma Pieri non sint ni fred ni aiar, dome il tambur che lo clame. Arrivati in tal prat, alchiate i suoi amici già pronti per battae. Alle Marc, qui siei chiavei ros e riccioz, e ie Marie, cidine e un po' combrose, e Iacum, il più simpatico de compagnie, sempre legri, sempre euforic e sempre il prin arrivà. In tal scur de gnot, assinti in denant la truppe de stris col lor vosà. La battaglia e scomincia a colp. Pieri si chiate denant une strie con un voli sol, cence i dinch e col vestit sporco e sbregat. Ti spietavi, Pieri, o vindi regolai cons antimoda al mese di settembre. In che gnot tu mi has dadis tantis whischiadis che ho soi là de vie plete per une settimane, ma che ste volte te stordi dutis. O starin a viodi, arribatti il Benandant. I doi attacchino ad assi
peschene, pes gambis, in tai brazzi, pardut il corpo. Dopo un po', Pieri altacca agli strac e cence flat, al somec, al soccombi, ma con gli ultimi sforzi arracle la strie a drette e a ciampe e ai fin la femmina si gira di schene e schiampe cloteant. Plank a plank, tutti gli stris e i strions ascomencin a tirarsi in daur, rabbiats, pacats, ma non rinduts. Uspietin il mes di març e in che volte ovvio darin cui cal vincerà, a vosin. I benandans a son masse contents per aver vinciuto la battaglia e noi ascoltin. Alle quasi dia ormai, bisogna tornare a chiase. La di dopo Pieri allieve tutti induliat, plen di pacchi spardut, un cerot sul cerneli e quando un cliente domande «C'è tisa al succedut? Has tu fatte masse fieste ieri sera?» Pieri non risponde, al fa sfente di nuie e al va in denant col suo lavoro. Puar Pieri e dislussie, li sa chiappadis e anche lucchio l'invie. Sì, ha risposto il nono, i benandans non puoi contare qui che a son, nice che a fasin. Ma la prossima volta, nono, tornerai e che striate cence un voli? Tu lo savaras quando che ti conterai la storia. Viodilis lis dos cusinis son ladis in Galles. Mandi Desiree, io e Bete ti saludin dal Galles. Care maraviglios, quando torni ti conterai un grum di robis sui Celtis. Fantastic! C'è bielve una mie, anzi dos, come Daria e Bette. Vighi, come ven dati di mangiare. Tu sei un leccardin anche tu. O sei sicura che Daria ti porterà un regalo dal Galles? Mamma fruits. Ieri vade la giornata, pasaremo un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto più mieldo gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma, tutto più mieldo gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan.